Stiamo effettuando accertamenti su un'auto intestata a tuo padre. A telefonare ad un giovane 25enne residente a Mogliano, un sedicente finanziere che con questo pretesto chiedeva alla vittima di preparare tutti i monili in oro custoditi in casa, sostenendo che sarebbero stati controllati da un collega. Così poco dopo a casa si è presentato un falso maresciallo della GDF. Convinto della veridicità delle richieste, il ragazzo gli ha consegnato i preziosi. Poco dopo però ha iniziato a nutrire sospetti notando l'assenza di qualsiasi auto di servizio nelle vicinanze. Resosi conto di essere vittima di una truffa, ha cercato di fermare il falso militare che, dopo essersi divincolato, si è dato alla fuga con il bottino. Fuga durata poco perché il truffatore, un 35enne residente nelle Marche, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato a pochi metri dalla casa della vittima che aveva allertato i carabinieri. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. Al termine delle formalità di rito, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Treviso come disposto dall'autorità giudiziaria. L'Arma dei Carabinieri rinnova l'invito a diffidare di chiunque, qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine o altri enti pubblici, chieda denaro, gioielli o altri beni di valore. In caso di dubbi è fondamentale contattare immediatamente il 112 prima di consegnare qualsiasi bene o consentire l'accesso alla propria abitazione.